A mezza strada tra appunto un convegno filologico e un dibattito sulla città e sulle sue manifestazioni esteriori. Esteriori in questo caso solo formalmente, in quanto quello che viene affisso sui muri, quello che viene prodotto dalla toponomastica non è tanto esteriore come si è visto nel dibattito, a volte un po' eroso, a volte più pacato di questi ultimi settembre. Bene ha fatto, se posso dire, Tiziana Agostini a convocare un incontro in questa sala e in questo istituto, che abbiamo, alla fine della presidenza posso anche dirlo, abbiamo avuto la presunzione di pensare in questi anni che fosse il luogo acconcio adatto per fare delle riflessioni che andassero al di là della memoria storica, ma che intervenissero sul presente. E così è stato in molte occasioni, come ben sanno i soci e gli amici che sono qui presenti. Quindi plaudo a questa iniziativa e soprattutto mi compiace che si possa ancora pensare che esista un luogo e un'istituzione a Venezia che sia laica dal punto di vista del dibattito. Laica intendo dire aperta alle diverse posizioni e mi auguro, non dovrei neanche dirlo, che le posizioni che verranno espresse questa sera siano altrettanto laiche e soprattutto pacate. Lascio la parola a Tiziana Agostini per introdurre i nostri ospiti e voi tutti ancora grazie di essere venuti ancora una volta in questo numero così sentito e partecipato. Grazie e buon lavoro. Buonasera gentile pubblico convenuto e un saluto particolare al presidente dell'Ateneo Veneto Michele Gottardi. Approfitto per ringraziarlo del suo lungo impegno dentro a questa istituzione, da ultimo riconosciuto supremo con il titolo di presidente, perché Venezia è un primo luogo, un dovere che abbiamo ricevuto dai nostri progenitori ed una responsabilità che avvertiamo nel presente e che nell'Ateneo Veneto assume questo forte senso di civismo che noi stesse abbiamo appreso in queste aule. Quindi Venezia merita il nostro impegno e noi le dobbiamo il nostro impegno, se vogliamo ben meritare nel chiamarci veneziani. Quindi grazie davvero Michele, perché l'Ateneo Veneto, come recita anche la lapide qui dietro, da 200 anni a questa parte è il luogo di libera discussione, quando anche altre istituzioni furono chiuse nell'epoca della dominazione straniera. Questa rimase sempre aperta proprio perché è fatta da persone libere nel pensiero. Quindi grazie di aver ospitato anche questo appuntamento per noi fondamentale, perché ha a che fare con una necessità che tutti noi dobbiamo avvertire come stringente. La necessità è, nel volgere di questa generazione, definire compiutamente e assumere compiutamente l'identità della civiltà veneziana, che non è fatta solo di pietre e di bellezza, ma è fatta di una antropologia umana che rischia di dissolversi di fronte all'eccesso di successo che si chiama dimensione turistica, che rischia di dissolversi in conseguenza alla fatica quotidiana di continuare a resistere dentro a questa città. Una città che va curata in tutti i suoi aspetti, è una città di cui si devono riappropriare in qualche maniera i propri cittadini, coloro che la vivono, sia perché ci sono nati, sia perché la sentono come propria, in un'ottica anche alta che ha a che fare con il riconoscimento di bene immateriale, oltre che bene materiale intangibile. Venezia sappiamo che è sito UNESCO e quindi come tale, ma l'UNESCO ci sollecita ad altre assunzioni di responsabilità. Per esempio il riconoscimento dei saperi patrimoniali che sono propri di questa comunità,
e che noi dobbiamo salvaguardare e attorno ai quali dobbiamo ricostituire o possiamo ricostituire, su questo stiamo lavorando anche come assessore alle politiche educative, saperi patrimoniali che vanno dal berletto al vetro, alle imbarcazioni di tradizione come la gondola fra tutte, alla tradizione delle scuole, delle arciconfraternite, al modo di cucinare certi piatti, di trovarsi dentro alle calli e dentro ai campi. Questi sono i saperi patrimoniali, questi saperi patrimoniali che sono rafforzati dal mantenimento di una lingua propria di questa città. Una lingua propria perché è consolidata da una tradizione letteraria, è consolidata dalla storia. Voi ricorderete bene che nel Medioevo il veneziano è la lingua franca del Mediterraneo. Una lingua che si dispiega anche davanti ai nostri occhi attraverso le famose scritte sui muri che chiamiamo missioretti. In quelle scritte sui muri noi troviamo la storia e la memoria della città, perché ci sono i nomi delle famiglie che l'hanno abitata, delle persone che l'hanno abitata, dei mestieri che si facevano. Noi oggi siamo ancora in grado di ricostruire questa memoria attraverso la presenza e la tradizione ricevuta in via orale dai suoi abitanti. Su tutti è esemplare, ci pare, il caso di Pellestrina, dove proprio attraverso la toponomastica stiamo cercando di ricostituire i nomi di calli, perché quei nomi sono custoditi dalla memoria delle persone che vi abitano, ma non sono ancora stati codificati. Ecco, quindi pensare a Venezia significa un impegno complessivo che attraversa piani diversi, quelli importanti delle grandi istituzioni e della grande arte, ma anche quelli quotidiani della manutenzione urbana. L'operazione sui missioretti, che è sullo sfondo di questo convegno, è esattamente questo: una doverosa ricognizione per stilare un elenco completo di tutti i toponimi storici della città, una ricognizione fatta sulla base di un impegno di un modesto ufficio fatto da 3 persone che, sulla base di rigorosissimi criteri che sono stati dati, hanno rivisitato tutta la toponomastica storica a partire da quel catasto, l'ultimo ricevuto dalla Serenissima, l'ultimo e l'unico, il catastico del 1786, e poi gli altri catastici, quello napoleonico, quello austriaco e via via fino all'Unità d'Italia. Oggi siamo qui per parlare della lingua veneziana, naturalmente sollecitati dalla predisposizione e dall'approvazione di una delibera che fu fatta il 1° marzo 2012, in cui per la prima volta, dai tempi dell'Unità d'Italia, diciamo così, veniva pubblicato l'elenco completo dei toponimi della città. Un elenco che si è attenuto a dei criteri di tipo conservativo, quelli cioè ereditati dalla tradizione. Un elenco che naturalmente è stato posto all'attenzione della cittadinanza, un elenco che aspetta di essere completato perché oltre alla parte di Venezia centro storico stiamo completando quella storica di Pellestrina. Badate bene che la toponomastica in questo caso serve soltanto a restituire la memoria della città, perché dal punto di vista, diciamo, ecografico, cioè quello degli indirizzi, noi sappiamo bene che si usano i sestieri con i relativi numeri, non si usano le calli piuttosto che i ponti, ma è evidente che la toponomastica serve sia a restituire la storia sia a restituire anche i luoghi. Ecco, con questa premessa io adesso presento e ringrazio tantissimo di essere qui con noi autorevoli studiosi e studiose e un grande scrittore che rende grande la nostra città. Da ultimo, io ho fatto, anche se non mi permetto di ricordare che il suo ultimo lavoro è dedicato proprio alla nostra città e riguarda i cittadini e le cittadine di cui si parla poco ma che dovrebbe essere i primi a richiamare la nostra attenzione, quindi una fiaba per bambini. Quindi Venezia merita la nostra attenzione, Venezia deve essere curata. Noi abbiamo fatto questa operazione sui missioretti, adesso però, e oggi pomeriggio, con questi studiosi vogliamo parlare di quello che è il cuore vivo dei missioretti, cioè
la lingua, sapendo che la lingua va considerata da punti di vista molteplici, come è un po' il titolo di questo pomeriggio di studio. C'è una parte onomastica, cioè noi dobbiamo salvaguardare i nomi per quello che i nomi ci dicono. A Venezia si dice Isepo, non si dice Giuseppe. A Venezia si dice Ansolo, non si dice Angelo. Questi sono i nomi. E poi il modo con cui li rendiamo, quindi quello iato che c'è tra il pronunciare un nome e lo scrivere un nome, un po' come le lingue straniere. Ci sono epigrafie invalse nel veneziano corrente che non sono proprie della lingua italiana. Pensate al medico se restituito con la X. E poi c'è la lingua veneziana. La lingua veneziana, perché noi sappiamo che nel Veneto si parlano varie forme dei dialetti che sono definiti veneti, ma che solo il veneziano può chiamarsi lingua in qualche maniera, avendo una tradizione. E il veneziano comunque ha caratteri propri, forme proprie, desinenze proprie, che non possono essere confuse con altre forme, con altre desinenze. Basti pensare, basti ricordare il nostro buon padre Dante, che nel De Vulgari Eloquentia all'inizio del 1300 già distingueva tra bresciani, veronesi, vicentini, padovani, trevisani e veneziani. Quindi noi abbiamo la responsabilità anche di non confondere la lingua veneziana con altri parlati del nostro territorio. E permetteteci di dire, da studiose, anche confutando l'idea di una grafia veneta unitaria e di una lingua veneta che non esiste nelle cose, nella storia e nei fatti, e che non vogliamo esista nel futuro. Perché è giusto che questa regione mantenga la sua pluralità, che è ricchezza nella complessità, ed è giusto che Venezia preservi la propria lingua. Ecco, queste mi sembrano le premesse, per ricordare anche che nei confronti dell'attenzione alla toponomastica di questa città si sono costituiti anche gruppi di cittadini attivi, operosi attraverso i social media. Sentiremo dopo la testimonianza del gruppo Il Passato e il Presente dei Nissioeti, che molto ha fatto per controllare lo stato appunto dei Nissioeti. Ma siamo qui appunto adesso, e cedo subito la parola, per parlare con Lorenzo Tomasin, che è docente di storia della lingua italiana, insegna a Venezia e a Losanna, e quindi ci fornirà il suo quadro introduttivo rispetto al tema della storia della lingua, in questo caso della nostra lingua veneziana. E quindi, poi sentiremo Gianni Marcato, a sua volta illustre docente di dialettologia italiana che insegna presso l'Università di Padova, sia Lorenzo che Gianni sono figure ben note nella nostra città e relativamente ai loro ambiti specifici. Poi abbiamo una giovane studiosa, Elena Triantafillis, che si occupa glottologa, si è occupata, ha cominciato a studiare i paleoveneti, cioè quello che c'è prima della lingua veneziana. E poi, siccome la lingua è un organismo vivente, sentiremo anche dalle parole di Tiziano Scarpa la sua idea rispetto alla lingua. Sono persone che nelle settimane scorse sono state in qualche maniera coinvolte anche nel dibattito che si è aperto a partire dai Nissioeti sulla lingua, e che abbiamo pensato di invitare perché in forza della loro autorevolezza ci possano dire delle parole di verità, la verità che deriva dal rigore della ricerca, la verità che deriva da una coscienza critica che loro esercitano nell'ambito del loro studio e della loro didattica, e quindi saranno utili per tutti noi veneziani che lavoriamo e feriamo per andare avanti e anche arrivare a un qualche punto di sintesi per costruire una comunità più compiuta anche dal punto di vista linguistico. Da ultimo saluto e nomino il dottor Paolo Barbieri, che è responsabile dell'ufficio toponomastica del comune, perché ricordo che alla base di tutto questo c'è la ricognizione, quindi la georeferenziazione e la registrazione attraverso documentazione fotografica di ciascuno dei 4.000 nissioeti della città. Per cui se qualcuno pensa di non
dipingere più sulle proprie pareti di casa un Nisioetto, siamo in grado di dire che c'era il Nisioetto, che cosa c'era scritto. Assieme al dottor Barbieri, ecco, lei che è stata anche l'estensitrice materiale di tutto il lavoro, la dottoressa Laura Fiorillo, manca il dottor Francesco Padovan che ecco, lo vediamo, ha qualche problema di salute, quindi non è con noi. Non aggiungo altro, poi sentiremo anche testimonianze varie, insomma. Professor Tomasi, a lei la parola per un grande grazie. Grazie all'assessore, grazie all'Ateneo per la persona del Presidente, per l'ospitalità. Dunque io ho convocato da Tiziana Agostini, invitato per questa occasione, ho preso il titolo di questa serata come avrei preso il titolo di un tema quando andavo a scuola, cioè questo è il tema Svolgi, e l'ho svolto, ho cercato di svolgerlo secondo quelle che sono appunto le mie competenze di studio, non tanto perché ritengo che la mia ricerca possa fornire delle verità, come ha detto magari, ma spero almeno delle ipotesi più o meno persuasive. Non credo alla ricerca come ruolo delle verità, casomai delle ipotesi. Allora, onomastica, prima parola del tema. Onomastica, tutti sanno che tra i materiali della toponomastica, l'onomastica è la branca della linguistica che si occupa dei nomi propri, di luogo e di persona, e c'è una zona di intersezione tra queste due parti dell'onomastica che è appunto che sono i nomi di luoghi che sono anche nomi di persona, l'agiotoponomastica, i nomi dei santi. E tutti sanno che a Venezia esistono degli agiotoponimi molto particolari, molto veneziani, che saltano subito all'occhio sia dei visitatori sia direi anche dei veneziani, non quelli attenti. Solo a Venezia si trova un posto che si chiama San Stae, solo a Venezia si trova un posto che si chiama San Marcuola, citarne solo due, ma ce ne sono svariati altri. I veneziani sanno che San Stae è il nome del santo greco Eustathios, cioè Eustachio in italiano, e San Marcuola è il nome del santo pure greco Ermacora, che i turisti scambiano sistematicamente per San Marco e si precipitano verso l'uscita del vaporetto pensando di essere arrivati, invece mancano ancora molte ferite. Ancora più, altrettanto caratteristici sono i casi di ricombinazione popolare di nomi propri, di agionimi, in toponimi, come il caso notissimo di San Trovaso, che di fronte al quale l'etimologo di stretta osservanza getta le armi, perché non è l'esito legittimamente, foneticamente legittimo dei nomi di Santi Gervaso e Protasio, ma una ricombinazione popolare, una fantasiosa rifusione popolare di questi due nomi. Noterei subito che l'originalità e anche il valore storico di questi nomi certamente si esprime a livello di suoni, degli esiti fonetici di cui ho appena detto e della caratteristica, quindi risonanza di questi nomi, ma prima ancora che questo aspetto superficiale è tutto sommato mutevole nel tempo, perché San Marcuola non si è sempre chiamato così e San Stae nemmeno. Esiste una leggenda di Santo Stadi, un'opera medievale del 300 veneziano, il santo era sempre quello. Il valore, direi, è a livello lessicale di questi nomi, cioè quello che è veramente rilevante a livello storico non è tanto che a Venezia ci siano dei nomi strambi, ma che a Venezia ci siano dei luoghi dedicati a santi che non fanno parte normalmente della storia, dei culti, della toponomastica, quindi anche di molte altre zone vicine. Venezia è ricca di toponimi e di agiotoponimi di origine greca, di origine bizantina, e naturalmente questi toponimi sono il segno tangibile dell'antico legame di Venezia con Bisanzio. Queste sono cose abbastanza ovvie, però quello che vorrei appunto notare è che da questo punto di vista, che so bene non essere l'unico, è altrettanto interessante e altrettanto notevole la presenza di un toponimo come San Teodoro, sia che lo si pronunci come l'ho appena pronunciato, come molti veneziani di fatto lo pronunciano quando si riferiscono alla scuola
scuoletta, piccola scuola che c'è vicino a San Marco, o che lo vogliono pronunciare Sant'Odaro, variante che pure è altrettanto diffusa, che è la variante propriamente veneziana, che gli stessi veneziani attribuiscono volentieri al nome del santo, che è lo stesso, cioè quando si riferiscono al santo raffigurato sulla colonna della piazzetta e non quando si riferiscono alla scuola di San Teodoro. Quello che è interessante è che San Teodoro naturalmente fa parte di questo insieme di nomi di santi greci che sono caratteristici della storia veneziana, e per il linguista che non sia solo appunto, interessato a aspetti fonetici o morfologici, anche questo ha, insomma, questo ha un notevole interesse anche lessicale, perché è storico. Lasciamo stare i santi, scherza con i santi, no? Lasciamo stare i santi, lasciamoli da parte e osserviamo che l'altra cosa che qualsiasi turista, qualsiasi visitatore di Venezia nota immediatamente, prima ancora della seconda parte dei toponimi, quella caratterizzanti i singoli luoghi, dei toponimi veneziani, è ancora una volta una caratteristica di tipo lessicale, cioè a Venezia le vie non si chiamano vie, i corsi, le piazze non si chiamano piazze e così via, le vie si chiamano calli, le piazze si chiamano campi, tranne cose ovvie, ci sono dei riti, ci sono delle fondamenta, non esistono altre città al mondo in cui esistono calli sì, ma tra un attimo ci torniamo. Campi e fondamenti, i campi stanno di solito in campagna, a Venezia come un'altra cosa, e così via. E anche queste sono denominazioni che, naturalmente interessantissime per il linguista, sono denominazioni lessicalmente interessanti, cioè sono nomi, sono parole che non ci sono altrove, cioè ci sono e hanno un altro uso altrove. Scendiamo di un livello. Mentre Rio, prendiamo Rio, è una forma teoricamente possibile in quasi tutta Italia, anche in Toscana, quindi anche nella presunta culla dell'italiano. C'è Rio Bo, Palazzeschi, Rio è una parola possibile anche in Toscana, ma solo a Venezia si riferisce esattamente a quella cosa, a quel significato. Ci sono forme che sono tipicamente veneziane nella loro forma lessicale, nella loro natura lessicale e anche nella loro abituale forma morfologica. Tutti sanno, presenti, che suppongo siano in larga parte, schiacciante maggioranza veneziane, tutti sanno che esistono le salizzade e la forma salizzata, sia che la si scriva con una Z o con due o quante volete, è una forma assolutamente veneziana, tipicamente veneziana, perché se fosse italianizzata o toscanizzata si tratterebbe di una secciata, questo è l'esatto corrispondente italiano di salizzata, così come l'esatto corrispondente italiano di un rioterà, comunque scritto, questo non voglio entrare, sarebbe un rio o rivo interrato, e persino campiello, che sembra quasi una voce napoletana, campiello, ma non è una voce napoletana, non è campiello come graspiello, no, quello non è il dittongo metafonetico. Campiello è il corrispondente di un'ipotetica forma italiana, campitello, non è un dittongo di campiello, propriamente quello di campiello, campitello, ma nessuno si sognerebbe di dire io abito in Campitello al Bristol. Ci sono due aneddoti adesso che vorrei raccontare che riguardano due lingue vicine al veneziano, due lingue romanze, e che coinvolgono sistematicamente creano sistematicamente dei piccoli incidenti con la toponomastica veneziana. Mentre nessuno collega spagnolo mi ha mai chiesto, perché gli spagnoli per fortuna non ragionano così, nessun collega spagnolo mi ha mai chiesto se a Venezia le calli si chiamano così in memoria di una dominazione spagnola, che a Venezia non c'è mai stata naturalmente. Calle non è caglie si dice anche in Spagna, si dice anche nello spagnolo, nel castigliano contemporaneo, ma è una parola latina che sopravvive in molte lingue romanze e che nessuno spagnolo si sognerebbe, anche in un momento di esaltazione, di ritenere di avere esportato a Venezia. Purtroppo però non tutti ragionano così. Intanto molti veneziani, temo, ne ho incontrati,
sono convinti di questo, o comunque italiani quantomeno, cioè, o almeno sono toccati dal sospetto che Calle possa essere un improbabile ispanismo del veneziano. Non lo è assolutamente, non c'è nessun ragionamento. Ma l'altro aneddoto inquietante riguarda invece il francese. Purtroppo qui tocco un'altra abitudine culturale ben diversa. Cioè, recentemente una collega francesista mi ha chiesto come sia spiegabile, cioè come si spieghi, dando per scontato però, il passaggio dal francese al veneziano ruga. Ruga Rialto, naturalmente, e altre lingue che ci sono in giro per Venezia, per la mia collega francese non poteva che essere un francesismo, perché una prova che c'è in francese, c'è in qualsiasi altra lingua, ovviamente deve derivare dal francese, questo è scontato. Perché purtroppo anche, non solo i francesi, inteso come astrazione di popolo, ma purtroppo persino i linguisti francesi hanno la tendenza a usare come punto di riferimento se stessi, la propria lingua, la propria tradizione linguistica e soprattutto quel senso fortemente, come dire, istituzionalizzato che la tradizione francese ha della propria lingua. Qualche tempo fa sono stato richiesto, 1 o 2 anni fa, di un parere da parte di una commissione della Regione del Veneto dedicata alla formulazione, alla proposta di una grafia veneta unitaria. Poco fa accennavo pubblicamente anche l'assessore Agostini. Bene, l'obiettivo di questa commissione forse credo che sia ancora, non so se sia ancora insediata, era la costituzione di uno standard, di una però forse questa parola inglese non sarebbe piaciuta ai membri della commissione, di un modello unico, ecco, per la redazione di testi scolastici o rivolti alle scuole dedicati appunto al dialetto o alla lingua veneta, insomma alle tradizioni linguistiche del Veneto, uso termini volutamente neutri perché non voglio entrare in questioni di altra natura. Quello che però volevo ricordare in questa sede è che il criterio dichiaratomi esplicitamente da alcuni membri, non da tutti, ma insomma da alcuni esplicitamente membri di questa commissione, era che la grafia che si doveva elaborare a cura di questa commissione aveva come caratteristica fondamentale quella di doversi discostare più possibile dall'italiano. Cioè l'obiettivo non era tanto, o meglio, era naturalmente quella di riprodurre fedelmente la pronuncia o le pronunce, perché poi naturalmente si entrava in problemi spinosi, perché una cosa è la pronuncia veneziana, una cosa è quella trevigiana e così via. Non era tanto quella di riprodurre più o meno fedelmente le pronunce, ma quello di marcare, questa è una scelta naturalmente, non so se politica o culturale, comunque è una scelta discutibile ma chiara, di marcare la distinzione tra la tradizione, tra i dialetti veneti, diciamo così, e l'italiano. E naturalmente si è passato un po' di tempo con questa commissione a discutere di un problema che io ritenevo un falso problema, cioè quello della cosiddetta L evanescente, quella L che nel veneziano e in alcuni dialetti della terraferma per il flusso del veneziano, credo che questo sia ormai dimostrato, ha appunto una particolare articolazione, quella di Gondoea, per capirci, lo sappiamo tutti benissimo, cioè tra l'altro quella di Gondoea quando si trova tra vocali non palatali, quella che poi diventa inudibile di pei plurali pelo, ecco anche del singolare, in cui naturalmente questa articolazione addirittura svanisce. E naturalmente il problema di una commissione attenta alla resa fonetica più fedele possibile e al tempo stesso al maggiore allontanamento possibile dalla grafia dell'italiano diventava quella dell'eventuale assunzione di grafie innovative come quelle che esprimono graficamente questa articolazione. Bene, l'altro esempio, l'altra questione, mi avvio alla conclusione, l'altra questione che a lungo si è discussa in questa commissione in mia presenza è quella naturalmente quella delle doppie. Quella delle doppie, cioè se si devono scrivere, se non si devono scrivere, quando si devono scrivere e quando non si devono scrivere. Bene, io mi sono limitato a ricordare a questa commissione che le doppie grafiche nelle lingue romanze esistono, le doppie grafiche esistono in quasi tutte le lingue romanze, cioè in quasi tutte le lingue derivate dal latino,
sebbene quasi solo una lingua tra quelle derivate dal latino, cioè l'italiano appunto, sia, e anzi quasi solo l'italiano tra le lingue europee, anche non romanze, mantenga ancora oggi l'opposizione fonematica, cioè funzionale, tra le consonanti semplici e le consonanti doppie. Fatto, una coppia del genere esiste quasi solo in italiano. Le altre lingue romanze sostanzialmente non ce l'hanno, sicuramente non quelle occidentali, e neanche di fatto il tedesco, insomma neanche la maggior parte delle lingue germaniche ha un'opposizione sistematica tra doppie e semplici. Questo significa che le doppie non esistono nella grafia di nessuna lingua europea tranne l'italiano? Ovviamente no, l'inglese, il tedesco, il francese, lo spagnolo meno, ma per diverse ragioni. Abbondano di grafie che esprimono la doppia, ma questo non ha diretta correlazione col presente di quelle lingue, già che naturalmente ha relazione con il loro passato. Vi informo, ma immagino che lo sapete tutti, che le doppie sono esistite anche in veneziano, sono esistite in tutte le lingue romanze derivate dal latino, a un certo punto si sono scempiate, si sono ridotte e hanno dato luogo a quel meccanismo a catena per cui rotta diventa rotta, ruota diventa rota e così via. Insomma c'è una specie di effetto domino sulle consonanti intervocali che provoca questo fenomeno. Ma naturalmente non tutte le lingue romanze hanno registrato, o non sempre lo hanno registrato nelle loro grafie. Se il francese di oggi si leggesse come si scrive, provate a farlo, se leggete un testo francese come è scritto, ottenete il francese del 200, o del 300, non è vero, ma insomma semplificando più o meno qualcosa del genere. Il francese è rimasto fermo con le grafie a una fase anteriore e le sue pronunce si sono evolute. Le grafie, concludevo con questa commissione, concludo anche con voi, sono in tutte le lingue naturali, in tutte le lingue non artificiali, solo l'alfabeto fonetico è perfetto, ma l'alfabeto fonetico non è stato elaborato per una lingua naturale, è stato elaborato in laboratorio. Forse, non ne sono abbastanza esperto, ma forse la grafia dell'esperanto è perfetta, certo è stata fatta a tavolino. Dicevo, le grafie delle lingue naturali sono necessariamente imperfette perché l'alfabeto che usano non è stato fatto per rappresentare quelle lingue ma per rappresentarne altre e devono adattarsi. Questo vale anche per l'italiano, vale per tutte le lingue romanze e storico-naturali. Si tratta sempre dunque di un compromesso più o meno perfetto, più o meno riuscito. A questo punto il mio consiglio era, per quella commissione, era quello di rifarsi in generale alla tradizione, cioè agli usi consueti e naturalmente però anche di individuare un punto di riferimento abbastanza sicuro per le scelte operative eventuali. E l'unico punto di riferimento che mi sentivo di indicare loro per un lavoro di quel genere era il dizionario del Boerio, per il veneziano naturalmente, che è un monumento, insomma per varie ragioni storiche fortemente condizionate negli usi e nelle consuetudini dei veneziani. E per quanto riguarda naturalmente un lavoro, se mi avessero chiesto cosa ne pensavo delle grafie della toponomastica, avrei dato analoghe indicazioni, invitando a trovare, se possibile, un documento o un testo che avesse un valore storico chiaro e anche una certa autorevolezza, ma in questo appunto non voglio addentrarmi per il momento almeno. Anche perché la cosa che aggiunsi ai membri di quella commissione, che aggiungo sempre in queste condizioni, in queste circostanze, ai linguisti, grazie a Dio, non sta in questi casi di decidere, ma sta di dare solo i dati e di fornire le condizioni che servono per prendere delle decisioni, che però non spettano appunto a chi non fa il mestiere delle decisioni. Il sindaco di Venezia, Rossoni, qualche settimana non lo so, non mi ricordo esattamente quando, l'ho letto nella rassegna stampa gentilmente fornitami dal comune, a un certo punto ha detto faremo così o faremo così, purché i linguisti, dice, siano d'accordo. Mi fa piacere, naturalmente come membro della corporazione dei linguisti, avere questa prestazione di stima del sindaco Rossoni, ma mi toccherà ricordarvi che per definizione, oltretutto è un accademico, quindi lo sa benissimo, cioè che per definizione i linguisti italiani in particolare non sono mai d'accordo tra loro, quindi figurarsi se possono essere d'accordo con qualcun altro. E insomma un margine
che, ripeto, in Italia e ho l'impressione anche a Venezia, in questa città molto, molto italiana, nel senso migliore del termine naturalmente, l'unanimismo e la mancanza di divisioni è sostanzialmente impossibile. Siamo un'antica città comunale e quindi se ci si aspetta che i linguisti siano d'accordo, non si farà nulla nemmeno per la toponomastica veneziana. L'importante però è che si stabiliscano, se possibile, alcuni dati di fatto, alcuni dati storici, la cui, trascurare i quali può creare delle deformazioni di prospettiva simili a quelle che fanno guardare tutto il mondo in bianco, rosso e blu ai nostri colleghi francesi. Francamente non li invidio per questa loro sicurezza assoluta. Grazie. Grazie al professor Tomasin. Non c'è l'unità dei linguisti, ma ci sono le autoritas. Noi continuiamo a credere che le autoritas abbiano un senso, anche se poi certi dibattiti è giusto che coinvolgano tutti, anche i non esperti, perché ci dicono anche così della popolarità di certi temi e della necessità di certi temi. Allora, dalla linguistica alla dialettologia, professoressa Marcato, sentiamo la sua voce e il suo pensiero. Grazie. Buonasera, intanto ringrazio e esprimo il mio piacere per essere qua questa sera e devo cominciare già con una precisazione. La dialettologia, che è il dialettologo? Il dialettologo è nient'altro che il linguista che si occupa di quelle lingue naturali che sono i dialetti. E discuteremo forse dopo su come chiamarli, possiamo chiamarli idiomi, favelle, lingue. E perché insisto su questo? Forse non riflettiamo abbastanza su un fatto, soprattutto quando siamo portati ad accapigliarci sulle parole che reificano un concetto, vogliono fissarlo a una parola e non guardano alla sostanza. In realtà noi abbiamo un volgare che spontaneamente, attraverso l'uso delle persone in situazioni storiche che non sto a ricordare, ma credo faccia parte di un patrimonio facilmente condivisibile, hanno cominciato a modificare quella lingua unitaria che era il latino e a differenziarla, come accade ogni volta che una grande lingua è parlata in un ampio spazio. Ora, cosa è successo a questo volgare, che nient'altro era che la lingua del popolo, e il popolo allora erano anche i banchieri, commercianti, che avevano bisogno non della lingua annotata nei conventi che richiedeva erudizione e studio, ma di una lingua per commerciare, di una lingua per trascrivere, di una lingua per la redazione dei testamenti. Abbiamo i primi testi, li abbiamo proprio a Venezia, interessantissimi, meravigliosi. Allora, questo volgare a un certo punto ha preso due strade. Ed è stato per fini letterari, scusatemi e taglio, altrimenti dovrei tediarmi con una lezione troppo lunga, da una parte è stato codificato, arrivando poi, grazie anche al grande veneziano Pietro Lembo, a una strutturazione che viene chiamata quella del volgare illustre, che è diventato un modello unitario, ma a prezzo di che cosa? A prezzo del taglio di tutte quelle varianti che c'erano nel volgare non illustre. E quindi una codifica, ogni codifica dice no, tu dici giusto e bisogna dire come te, tu dici male. E questo va bene per una comunicazione ad ampio raggio. Gli altri volgari hanno continuato nel loro alveo e sono diventati quelli che possiamo chiamare dialetti, favelle, eccetera, con una storia plurisecolare di trafila orale popolare. Ora vedete che la differenza tra l'uno e l'altro è enorme, ma non ci autorizza a dire che i volgari non sono lingue e solo il volgare illustre lo è. E allora io sono d'accordo con quanto ho detto prima, e cioè che possiamo benissimo parlare di lingua veneziana. E sono ancora più d'accordo sul fatto, non d'accordo perché sto dicendo io, non voglio proiettare, che la lingua veneta è
ectoplasma insidioso e pericoloso che potrebbe finire per distruggere e fagocitare la cultura dei nostri dialetti e i nostri dialetti, perché non esiste. Nessun parlante si identifica in qualcosa di unitario, perché in realtà ognuno è incardinato nel nucleo della parlata che gli è stata trasmessa all'interno del suo territorio e della sua comunità. Sono anche d'accordo che fuori del ponte della libertà sia tutta campagna e siamo tutti contadini, però non che solo il veneziano possa essere chiamato lingua. Come disse Pellegrini già negli anni 60, o tutte lingue o tutti i dialetti. Come hanno ripetuto Chambers e Tragil, dialettologi di matrice anglo-americana, più recentemente, come insegniamo ai nostri studenti del corso di dialettologia, è una pura convenzione. Perché? Scusate se ribadisco questo, per il linguista ogni varietà, avendo una struttura, una regola, delle regole di funzionamento, è pari a un'altra. Non esiste quella differenza qualitativa tra lingua grande e intelligente e dialetto che faceva dire che uno che era dialettofono era un po' di razza inferiore, che potrebbe suggerire la contrapposizione tra le parole. Allora l'argomento voi vi rendete conto che è assolutamente spinoso. È spinoso perché dentro ci sono tanti di quegli umori, tanti di quei fermenti e tanti di quelle storie, tanti di quei giudizi e pregiudizi, giudizi dati prima di conoscere, semplicemente questo è il pregiudizio, che hanno intricato anche comunicare tra noi, anche parlare, perché bisognerebbe essere tediosamente pedanti per non rischiare con le parole di creare equivoco invece di comunicazione. C'è un'altra cosa in più che mi preoccupa nella mia qualità di dialettologia, appunto dicevo lo studio delle lingue naturali. E ricordo ancora le amiche di mia nonna che quando seppero che avevo fatto la tesi di laurea in dialettologia dissero ma serviva proprio andare all'università per laurearsi in una cosa che non è. Ecco, allora certo che non abbiamo la verità, ma come ogni professione, come chi si occupa dei ricami, si diceva, dei biglietti, eccetera, anche noi che studiamo, che ci facciamo studiare, in realtà cosa possiamo vantare in una conversazione? Semplicemente il fatto di aver voluto conoscere a fondo l'argomento, sfaccettandolo e perciò privandolo anche dei pericoli di pregiudizio che possono inondarlo se lo si prende in modo superficiale o soprattutto in modo animoso. Un'altra differenza, e mi scuserete se sento il bisogno di sottolinearla, è anche tra un approccio di tipo linguistico contro un approccio di tipo filologico. E non voglio andare a fondo a questo, però vi cito la sezione di un glottologo, vecchio nome del linguista, Trovetti, che diceva: guardate che la differenza tra il filologo e il linguista, il glottologo, il dialettologo, è la stessa che c'è tra un giardiniere e un botanico. Allora la capite da voi. Il giardiniere si occupa di alcune erbe privilegiate, raccolte, le antologie, tanto per dire che sono raccolte le forme, e delle altre erbe o non se ne cura o nemmeno le conosce per nome oppure le vorrebbe stirpare perché non bene. Il botanico è colui che a ogni piccola specie, a ogni piccola sottospecie, a ogni piccola varietà, di fronte a ognuna di queste è preso da entusiasmo, da voglia di conoscere e di catalogare. Ora, la differenza tra lingue e dialetto sta anche in questo, che l'approccio linguistico porta a guardare alla lingua a tutto tondo e a valorizzare al massimo tutte le varianti, anche quelle ritenute meno importanti, secondarie. Allora
io ho fatto già tanto tempo a dire quali sono le insidie del nostro non comunicare. Adesso andrò molto più rapida. E secondo me è bellissimo vedere come si sia scatenato, anche forse può non essere piacevole, ma noi siamo un po' freddi qualche volta quando studiamo la botanica delle lingue, come attorno a un fatto tutto sommato molto particolare si sia scatenato un dibattito di amplissime dimensioni. Per cui secondo me il veneziano si è venuto a trovare tra due fuochi amici. Il purismo di tipo filologico, che basandosi sulla codifica dice che quella deve essere, e il purismo di tipo spray, che vorrebbe codificare una varietà, forse non voglio andare troppo in dettaglio, ma forse l'allusione, pensando alle croniche recenti, la capiamo, le cancellazioni, vorrebbe codificare una lingua che è bella proprio perché è l'elogio della diversità, l'elogio della variazione, l'elogio della non codifica. E quindi se uno passeggia e legge e guarda, vede proprio questo, la non codifica, anche in emissioni. Ora questo potrebbe essere tradotto per struttura a cui voler meglio. E il povero dialettologo, poco noto, poco ascoltato, forse anche disprezzato come figlio minore di una storia della lingua o di una linguistica, invece dice no, questo è bello. Questo è ciò che va osservato. Naturalmente è un punto di vista soggettivo e ve ne chiedo venia già enunciato. Ma adesso rapidamente, O come onomastica. Perché ho voluto preparare il mio compitino, la mia interrogazione. Cos'è l'onomastica? È l'arte del denominare. De Felice, in un suo volume, dice: scienza che studia appartenenza linguistica, etimo, significato, insorgenza, diffusione e distribuzione del nome. Perché vi cito questa citazione? Appartenenza, diffusione, distribuzione. Per capire che non è possibile scindere onomastica da cultura. Cultura, tipo quella lui aveva prima la nostra assessora popolare, la cultura del veneziano, penso. E l'onomastica, secondo Migliorini, 35, rientra nello studio dei nomi propri, locali, personali, etnici. Perché vi dico questo? Per farlo riflettere, per riflettere tutti assieme su qualcosa che dice Migliorini e che merita di essere messo in discussione. Perché nel nome proprio, Beppi e Beppi, Toni e Toni, Elvise e Elvise e così via, non è importante, e scusate l'erudizione, ma la butto solo là, tanto il significato, quanto il significante, la forma. Un nome, credo che l'avete sperimentato tutti, mi pare brutto fin tanto che io ho conosciuto qualcuno di antipatico con quel nome. Ma se all'improvviso quel nome viene appiccicato a un'altra persona, diventa bello. Il nome, l'onomastica, non guarda al significato e quindi che terrà, voglia dire interrato o altro, guarda al legame profondo, dice Migliorini, non io, tra appunto il significante, la forma di quel nome e ciò che designa e viene a coincidere. Allora io sulla scia di questa mi sono detta, ho capito perché mi sono arrivate molte mail disperate di persone dispiaciute di non aver più visto il volto del loro risioetto o temuto di non poterlo vedere per un mutamento che tutto sommato potremmo ritenere sciocco, una lettera in più o una lettera in meno. Ma la reazione secondo me è spiegabile se si tiene conto di che cosa è il toponimo. E quindi qualcosa di importante, di grande, in linea con quanto veniva detto nell'introduzione, che qua noi vediamo una storia, una cultura.
grafia, G come grafia. Bene, la grafia è un altro dei miei crucci. Voi sapete che le lingue, in quanto lingue, appartengono a tutte le epoche, a tutte le società, a tutti gli strati sociali, ma come oralità. La scrittura, la grafia è qualcosa di molto particolare, diverso da zona a zona. Ma la cosa più per me inquietante è quando mi accorgo che qualcuno in perfetta buona fede, con tanto amore per la lingua o per la lingua, con l'apostrofo, come diceva a suo tempo Lacan, crede che normalizzando la grafia mi darà una struttura di lingua, quando tra lingua e grafia non c'è che una parentela molto molto larga. Non parlo dello scrivere, lo scrivere è qualcosa di complesso, ma anche molto diversificato, perché io non scrivo mica per lo stesso obiettivo mai. Io posso scrivere per creare arte, posso scrivere per creare emozioni, posso scrivere per fare la lista della spesa o per fare l'imitazione della strada. Ora, la grafia è una convenzione. Io quando leggo, imparo a leggere, leggo amico, leggo amici, e forse non mi accorgo fino a quando non sono cresciuto tanto che in realtà leggo in due modi diversissimi uno stesso segno grafico. Allora, il legame tra la scrittura, il sistema dei grafemi e la fonetica, l'oralità, non va assolutizzato, non va visto come la panacea che risolve tutto. Per di più, sempre andando a citare colleghi che si occupano di questo, qual è la differenza? Andiamo alle doppie, ragazzi, battete le doppie, c'era una vecchia tipo di scherzo che diceva, no? In realtà la geminata o doppia sarebbe quella consonante pronunciata con maggiore intensità. La storia della grafia, a cominciare dalla grafia di Petrarca, ma poi anche l'Ariosto, mostra un ondeggiare enorme. Non c'è una grafia unica, è una derivazione per trasformazioni successive dal latino con deviazioni, ritorni, ipercorrettismi. I bambini quando temono di sbagliare le doppie le mettono dappertutto e poi dicono no, troppe doppie, magari non le mettono dove andrebbero. E allora, cosa volete? Impariamo che la grafia per la lingua dotta scritta ha valore positivo. E per esempio, cane, canne, caro, carro, ma per non parlare, se ascoltate la musica della lingua, se ascoltate quello che il grande Zanzotto chiamava il corpo fonico della lingua, in quelle aree in cui non c'è intensità nella pronuncia di certe consonanti, cosa volete che abbia valore positivo? Una doppia. Una doppia è un puro fatto assolutamente grafico, che niente ha a che vedere con la natura della lingua. Ecco, allora, che la cosa diventa problematica. Per esempio, è entrato negli occhi del ciclone il catastico del 1786 e qualcuno potrebbe accanirsi a litigare dicendo sì, è giusto rispettare le doppie come sono là, e un altro potrebbe dire no, non è giusto rispettare tirando in campo Napoleone e quant'altro, ognuno ha le sue obiettivi. Ma guardate che se io non l'ho visto davvero, ho visto solo in internet, quindi premetto, e anche materiali è scritto con la doppia in quel catastico, il che vuol dire che l'italiano, la trascrizione non è stata mai schiava di una rigorosa criterio di trascrizione. E per finire, L come lingua. Abbiamo già detto lingua o dialetto, tutte lingue, tutti dialetti. Credo che ognuno di voi dirà, no, il parlante sa bene cosa è lingua e cosa è dialetto. Il linguista dica quello che vuole. E infatti noi ribadiamo che tutte sono lingue solo per sfatare quello che si diceva, le lingue non hanno elaborazione sintattica, non hanno elaborazione concettuale, eccetera. E per esempio un lavoraccio che ho fatto con gran soddisfazione per produrre una grammatica descrittiva dei dialetti del Veneto
mettendoli a confronto con l'italiano in periodi coevi con altri dialetti, uno vede che l'italiano antico e il veneziano antico, ad esempio, ma anche il freggiano antico, hanno gli stessi fenomeni, hanno le stesse ricchezze sintattiche, hanno le stesse ricchezze morfologiche. Poi il parlato ha bisogno di altre cose, diverse da quelle di cui ha bisogno lo scritto per farsi capire. Ed ecco che le strade, le parlate prendono strade diverse. Ma i dialetti sono tali perché non eliminano le varianti, introducono le varianti. Io non ho la capacità, ve lo confesso, di percepirlo, ma amici veneziani mi hanno fatto notare più di una volta che anche da Sestiere a Sestiere si riconoscevano a Venezia. E questo è importante per quello che dicevamo prima, per quello che è una lingua viva, legata alla percezione, all'emozione, legata alla presenza di varianti, legata alla diversità. Io dico sempre ai miei studenti, guardate, voi facendo dialettologia potete apprezzare la bellezza della diversità. È un luogo in cui la diversità posso vederla senza aver paura, ma a qualcuno la diversità fa paura anche all'interno dei dialetti, perché lo sappiamo tutti che la diversità fa paura, ma i dialetti sono diversità, varietà. L'italiano è un codice, il dialetto è un costume. Cos'è il costume? Le abitudini locali, che non vuol dire non regole, ci sono ancora più forti, ma non sono codificate e sono rinnovabili dal parlante qualora il parlante per bisogni comunicativi le voglia cambiare. A distanza di decenni, fate il conto, per quanti anni sto studiando queste cose, io mi sono accorta che con vera sincerità i parlanti di un momento storico attuano una regola dicendo che quello è il dialetto e poi ne attuano un'altra dicendo che quello è il dialetto, perché il dialetto è mutevolezza di cui è padrone il parlante, che è padrone della lingua orale ed è grammatica della lingua orale. A meno che non voglia, come diceva il grande Denison, studioso inglese che insegnava in Austria e che si occupava di varietà linguistiche italiane, il parlante non voglia suicidarle queste piccole lingue. E come fa a suicidarle? Non le trasmette più ai figli e il gioco è fatto. Ma il parlante, la grammatica del parlante ha la forza tale che può arrivare anche a questo. Questo sono i dialetti. Quindi dialetto e scrittura in realtà sono due mondi, due culture. Certo che i dialetti si possono anche scrivere, ma, e lascio aperto il ma alle vostre riflessioni, e voglio proprio concludere con la citazione di un grande, di Giuseppe Boelio. Forse direte che siamo un po' insani noi dialettologi, perché non so se uno legge un vocabolario, vabbè che da tanti anni che ci lavoro ho avuto tutto il tempo, dalla prima all'ultima pagina, ma la lettura del dizionario di Boelio è affascinante. Perché? Perché che cosa ci mostra? Ci mostra cos'è il veneziano, ma mostrandoci cos'è il veneziano ci mostra cos'è ogni varietà orale. Lui registra senza purismi, rappresentando una discriminazione sociale. Gli idioti dicono, naturalmente per idiota vuol dire uno che non ha cultura scritta, ufficiale, i contadini dicono dalle parti di Chioggia, del contado di Padova, ma registra tutto e dentro al suo dizionario del veneziano ci sono forme che vengono dalla ricchezza di tutto ciò di cui il veneziano ha bisogno per comunicare. E per questo, come piace il nome, se piace la persona, anche l'immagine grafica a cui uno è abituato parla di una cultura e di una storia. Ringraziamo molto la professoressa Marcato per la generosità del suo intervento, per i dubbi e gli interrogativi che ci ha posto più che le certezze che ci ha dato, come era giusto e come ha saputo fare da par suo, con la preoccupazione che non si arrivi, come abbiamo registrato
delle forme grottesche appunto di eccesso di venetizzazione che tutti abbiamo presente. Elena Triantafili, facciamo un salto nell'astrazione del glottologo, dopo essere passati per botanici, giardinieri. Io appartengo alla categoria dei giardinieri, così sapete quali sono i miei meriti e le mie colpe. Ringrazio molto dello stile della professoressa, comunque è meglio essere giardinieri che barbari. Dottoressa Triantafili. Grazie. Io sono qui oggi nella posizione di chi si occupa in realtà solo sporadicamente di tematiche di tipo dialettologico, perché sono sì una linguista e anche una linguista che per formazione e per interessi appartiene al novero dei linguisti storici, ma entro la linguistica storica mi occupo per lo più di lingue antiche, salvo qualche excursus un po' eversivo nel campo della dialettologia romanza. Anche per questo motivo sono particolarmente lieta e onorata dell'invito, per il quale ringrazio molto il Comune di Venezia e in modo particolare l'assessora Agostini. Il titolo che siamo stati chiamati a sviluppare, onomastica, grafia e lingua veneziana, chiama in causa 3 temi molto ampi, che sono porzioni rilevanti delle scienze del linguaggio. I toponimi e quindi il concetto di nome proprio, su cui esiste tutta una riflessione anche di tipo teorico, questo finora non mi pare sia stato detto. Il tema della scrittura, con cui si sono confrontate generazioni di linguisti storici, e come teatro storico-culturale di riferimento il veneziano. Nel mio intervento toccherò solo marginalmente problemi specifici di storia linguistica veneziana e solo per fare degli esempi. Io penso che il mio unico contributo possibile, o perlomeno quello più proficuo che sono in grado di dare, sia quello di enucleare alcune nozioni di base che fanno parte del patrimonio concettuale della linguistica storica, con l'obiettivo non di fornire delle risposte, ma di porre degli interrogativi sia rispetto a quello che è un po' il titolo di lezione del convegno, ma anche rispetto a quello che è il vero problema, diciamo così, che ci ha fornito l'occasione per discutere di onomastica, grafia e lingue veneziane che agita Venezia in queste settimane. In dettaglio comincio dicendo qualcosa che non credo sia nuovo, anzi esplicitando un concetto banalissimo, col dire che le lingue si trasformano continuamente. Il cambiamento più evidente, credo per chiunque, è quello che si verifica nel tempo. Si può facilmente toccare con mano come l'italiano di Dante sia diverso da quello dell'epoca attuale, o quanta acqua sia passata sotto i ponti dal latino alle varietà romanze attuali. Questo è, ripeto, persino scontato. Però questa scontata esemplificazione può anche restituire un'impressione un po' falsata, secondo me, della nozione di cambiamento. Può fornire cioè l'impressione che il mutamento linguistico sia il mero risultato di un'evoluzione delle strutture grammaticali che si svolge appunto nel corso del tempo. Ciò che ieri dicevo Vardarape, oggi dico Vardaria. Non è dubbio che la cosa non sia così semplice, o perlomeno che la storia di una lingua non si esaurisca in uno sviluppo di strutture grammaticali. Questo detto molto alla buona per 2 ordini di motivi. Uno, che oggi ci interessa scarsamente per la prospettiva del convegno, che l'evoluzione delle strutture grammaticali non è una faccenda così semplice, cioè ut-sic uno sviluppo diacronico che puoi spiegare dissezionandolo chirurgicamente. È il risultato di un intreccio di cause, alcune delle quali anche molto astratte, che forniscono degli esiti che a volte sfidano ogni analisi. Il secondo, più interessante nella ottica del convegno di oggi, è che la storia di una lingua è essenzialmente, o perlomeno il linguista storico non può farla diversamente, è la storia linguistica e culturale dei suoi parlanti e dei suoi scriventi. La lingua è sì una tecnica e quindi obbedisce a delle regole, anche perché dopo tutto serve per comunicare,
ma è una tecnica storico-culturale perché viene applicata nella realtà e dunque qualunque testo orale o scritto un parlante o scrivente produca è un testo fortemente influenzato da una serie di variabili storiche, sociali e culturali che dunque condizionano pesantemente il cambiamento linguistico. E un testo o una fase di storia linguistica che vogliamo andare ad analizzare non può quindi essere studiato e interpretato dal linguista in maniera soddisfacente se non si tiene conto di fattori storico-culturali. Un esempio abbastanza calzante credo possa essere quello dei contatti fra lingue diverse, per capirci. Gli scambi e le interferenze tra lingue percorrono tutte le lingue del mondo e il veneziano non fa eccezione. Oltre agli abbondanti grecismi che sono più noti, penso per esempio agli arabismi. Sfagata, anche grazie al lavoro sui portolani di linguisti del calibro di Cortellazzo, ovvero Pellegrini, l'idea di un Mediterraneo antico percorso da odi implacabili, oggi sappiamo quanto del lessico della marineria sia penetrato nei volgari antichi italiani attraverso le repubbliche marinare. E un bel esempio è la parola arsenale. Molti di voi senza dubbio già sanno che arsenale è un prestito dall'arabo. Ma questa parola per noi ha un alito di estranità. Vado in arsenale per me è assolutamente veneziano, tanto che è entrato nella toponomastica, ramo dell'arsenale, fondamenta dell'arsenale, nessuno ci percepisce attualmente una nota foresta. Sarà stato sicuramente ritenuto un prestito, una parola esotica 1000 più anni fa all'epoca dei califati degli Abbasidi. È giusta o è sbagliato? O è sbagliata la percezione? È semplicemente una percezione diversa, perché questa parola si è completamente integrata e acclimatata, tanto che ce l'abbiamo nei nostri bei toponimi. Tutto questo per arrivare a enucleare un concetto ugualmente scontato, e cioè che la nostra identità linguistica e culturale è qualcosa di estremamente stratificato, dove sedimentano e si intrecciano tutta una serie di componenti e rispetto alla quale la percezione sociolinguistica e storico-culturale del parlante che ha quell'identità è qualcosa di basilare, è qualcosa che nell'analisi non può non essere tenuto in considerazione. Esempi nella grammatica: quel che ieri si diceva sastu, oggi in molte fasce della popolazione veneziana si dice ormai ti sa. È ovvio che sensu strictiore non si può parlare di una variante giusta o sbagliata, ma di due varianti diverse. Tutto dipende dalla soglia di accettabilità da parte del parlante o scrivente. E allora da questo discende un'ulteriore considerazione di metodo. La faccenda non è solo una questione di evoluzione della lingua nel corso del tempo. Prima avevo la regola grammaticale X, pronome postposto sastu, oggi ho il tipo ti sa. Prima arsenale era un prestito, o pantegana che è un prestito al greco, o darsena, o quello che volete voi, e adesso non lo è più una parola veneziana. No, l'esistenza di varianti, e questo è un fatto costitutivo di qualunque lingua, la compresenza in sincronia, cioè nello stesso lasso di tempo, all'interno di una comunità o anche all'interno della competenza di uno stesso parlante, è la norma, è un fatto fisiologico e irrinunciabile. Io posso avere nella mia competenza sastu e ti sa e per 1000 motivi di ordine socioculturale capirle entrambe ma utilizzare una variante piuttosto che un'altra. Quindi variabilità dovuta a ragioni socioculturali, non solo nel corso del tempo, ciò che prima era un prestito, oggi è una parola veneziana credo a tutti gli effetti, ma anche nella comunità del parlante all'interno dello stesso lasso di tempo. E questo a tutti i livelli, dal lessico alla sintassi, e il discorso rischia addirittura di esplodere, la presenza di più varianti coesistenti, se ci trasferiamo a livello della fonetica e della grafia.
Io, ve l'ho già detto, studio lingue antiche, quindi mi capita spessissimo di confrontarmi con testi, per esempio, su tabule bronzee, testi legislativi, lapidi, iscrizioni funerarie, pissidi. Non c'è nulla che mi sposti di meno che la compresenza di varianti grafo-fonologiche, non dico fra testi contigui, nello stesso testo. E una parola si trova frequentemente scritta in 4 o 5 modi diversi per varie ragioni, a volte fonetiche, a volte grafiche, a volte di difficoltà, che adesso non possiamo dettagliare. Andiamo più vicino nel tempo, aprite a caso Jacopone da Todi, nella stessa laude trovate 2 volte mondo e 2 volte monno. Il compito del linguista è di giudicare, emendare e selezionare per individuare la variante più vera? No. Il linguista storico ha il compito basilare di ricostruire il processo che ha portato a quel determinato cambiamento e individuandone le motivazioni tecniche, che so, assimilazione, e cercando, per fare un lavoro completo, di identificare le motivazioni storiche che hanno portato il parlante a scartare o a scegliere o anche a innovare, perché il parlante è il motore dell'innovazione linguistica a tutti i livelli. Non esistono interventi o varianti che abbiano un maggiore o minore grado di legittimità, anzi, per un linguista non esiste il concetto di errore. Ragiona in termini di possibile e non possibile, non giusto o sbagliato, altrimenti non è un linguista, ma è altro, secondo me. Intendiamoci, quando dico che tutti gli interventi sono legittimi, non mi riferisco solo al novero dei parlanti colti o semicolti. Non sarebbe forse da trascurare, sarebbe forse opportuno ricordare l'esistenza nel corso della storia di interventi che rappresentano delle vere e proprie riforme. Il famoso politico romano Appio Claudio ha introdotto nell'alfabeto latino, cioè quello che noi bene o male usiamo, delle riforme che poi gli scriventi latino e i latinofoni hanno applicato. Ci piaccia o non ci piaccia, noi scriviamo come scriviamo un pochino anche per l'opera di Appio Claudio, quindi le modifiche nella storicità arrivano da molte fonti. Il compito è constatarle e ricostruirle da parte mia o da parte dei linguisti in generale. Il veneziano, certo, ha un'instabilità grafofonetica elevata attualmente perché? Perché, mi pare che lo abbia già detto egregiamente la professoressa Marcato, e quindi poi sulla grafia chiudo, passo all'onomastica, che è il mio ultimo punto, perché difetta attualmente di produzione scritta. Non è la lingua ufficiale della comunità. La lingua ufficiale della comunità al momento, quindi quella che viene utilizzata in documenti eccetera, è l'italiano, che ha un forte grado di normalizzazione ortografica, fonetica e anche per altri aspetti di lingua. Non tutte le lingue ufficiali della comunità nel corso della storia sono necessariamente andate incontro a un processo di codificazione forte come quello che ha subito il cosiddetto italiano standard. Sono esistite anche altre situazioni. Sottolineo però che in un'epoca come l'attuale, questo secondo me va detto, la scrittura non ha le stesse possibilità di una comunità di 1000 anni fa. Secondo me la scrittura è un processo psicologicamente molto coinvolgente, per cui col grado di diffusione e i mezzi di propagazione che ci sono adesso hai sempre la parola scritta sotto il naso, e questo secondo me non solo a livello grafofonetico ma a tutti i livelli di lingua contribuisce a dare con una patina di fissativo. Questa è la mia opinione, e sulle scritture nel passato qualcosa potrei dire. Ora, chiariti e riguadagnati, 3 preziosi tasselli. Il linguista come interprete e non come giudice. La variabilità anche sincronica come costitutiva. Il ruolo decisivo del parlante o scrivente nel cambiamento linguistico e nella variabilità. Passo a trattare il mio ultimo punto, e cioè i toponimi. Vi ho già accennato che sulla toponomastica esiste una grossa riflessione anche teorica. Penso a studiosi come Pellegrini o anche per esempio Aldo Prosdoci.
Chiariamo con una definizione che farebbe rabbrividire i due sullodati, ma che insomma per il pubblico più vasto spero che sia sufficiente, che un toponimo rientra, l'ha accennato Tommasini, nella più ampia categoria di nomi propri. Perché ha uno status particolare all'interno della lingua? Perché designa direttamente uno specifico oggetto concreto, senza passare per un medium più astratto. Fido è il mio cane che si chiama Fido, Mestre è quella città, non una città, Elena sono io, non una donna in genere. Questa è la peculiarità del nome proprio, che ci porta a riflettere sul suo status, che ha delle caratteristiche fortemente extralinguistiche. In ogni caso è una porzione di segni linguistici che è fortemente collegata alla dimensione della culturalità. Ci va messa una bella etichetta a maneggiare con cautela sui toponimi, secondo me. Una caratteristica dei toponimi, cioè dei nomi di luogo, è quella di essere spesso motivati, cioè quando una località prende un nome, in genere il nome ha un qualche rapporto logico per la conformazione del territorio e così via con la località che va a designare. Ma siccome i toponimi sono molto conservativi, che cosa spesso accade? Che la ragione della denominazione si perda nel tempo, diventi opaca nel corso dei secoli, incomprensibile per i parlanti che arrivano insomma molto tempo dopo. C'è vicino Sappada una località che si chiama Mare, perché in alta montagna? Perché era una zona paludosa, ma quanti millenni fa? Un fiume a Montagnana si chiama Bandesa o Bandesa perché anticamente segnava il compito di paretimologia, si chiama paretimologia o etimologia popolare in linguistica. Con i toponimi è frequentissimo. Il famoso Gran Paradiso, sapete perché si chiama così? Perché originariamente si chiamava Gran Parato nel dialetto locale. I geografi equivocarono, credettero che Gran Parato del dialetto locale equivalesse italiano Gran Paradiso e non Grande Parete, lo ribattezzarono così. E ormai rimane, chi tornerebbe sui propri passi? La città di Benevento originariamente si chiamava Maleventum. I romani interpretarono come cattivo evento, gli suonava di cattivo auspicio e da Maleventum passarono a Beneventum. Ma in realtà quel Maleventum non voleva dire cattivo evento, aveva un altro significato alla luce di strati linguistici precedenti. E allora vi farò due esempi sul veneziano, uno più famoso e uno che ho identificato con un piccolo, quello credo celeberrimo, su cui probabilmente la professoressa Marcato potrebbe parlare con l'autorità di un esperto, è Cannaregio. Cannaregio che oramai viene scritto quasi sempre su un 2N. Il Missueto mi pare riporta ancora la corretta grafia scempia. Quella N doppia è un accostamento paretimologico alle canne, che probabilmente nasce anche da una valutazione ipercorretta, cioè i soliti veneziani che scempiano, aspetta che ci va la doppia N e con la doppia N penso che il nome Cannaregio abbia a che fare con le canne. Io ho un indicatore anagrafico venezianissimo dei primi del Novecento che è appartenuto alla mia famiglia, pur con tutte le denominazioni in veneziano, Cannaregio già con 2N. Ma Cannaregio non ha a che fare con le canne, perché l'etimologia è Canaliculus, è un nome che ha a che fare con i canali, non con le canne. Un microtoponimo, è il mio secondo e ultimo esempio, Sottoportego dei Bedei. C'è il Sottoportego dei Bedei. Originariamente, sono andata indietro nel tempo con un piccolo scavo documentario, quello era il Sottoportego Vitelli, cioè correlato al nome proprio di persona, alla famiglia Vitelli. Dobbiamo restaurarlo, perché questo per un linguista non è giusto o sbagliato, è un esempio di paretimologia. Evidentemente si è persa, questa è la mia ragionevole ipotesi ricostruttiva, spero ragionevole, la coscienza del rapporto fra quel sottoportego e la famiglia Vitelli. Si è pensato che il nome del sottoportego riguardasse gli animali, i vitelli, e quindi è stato reso in veneziano come tutti
tutti i toponimi della città e è diventato Sottoportego dei Medei. Questo per me è un piccolo ma classico esempio di paretimologia. E è un cambiamento, ripeto, è uno dei motori principali del cambiamento linguistico. Quel che posso assicurare come linguista è solo che è un meccanismo ricorrente, non giusto, non sbagliato, ricorrente. E allora, visto che tutta la mia lettura dei fatti è improntata alla storicità, io credo che si possa chiudere sottolineando che qualunque eventuale intervento futuro sulla toponomastica, prossimo o remoto, sarà bene che cerchi di rimanere dentro la dimensione della storicità, il che significa da un lato conferire rilievo alla variazione linguistica, dall'altro prestare la dovuta attenzione alla sensibilità sociolinguistica e culturali del momento in cui l'intervento avverrà. Basta. Aumentiamo incertezze e dubbi doverosi perché ci consentono poi di capire meglio lo stato dei fatti. E rispetto a queste ricostruzioni ovviamente mi corre l'obbligo di salutare l'editore Filippi, che attraverso anche la riedizione del mitico Tassini ha riportato la storia, la memoria e il racconto, soprattutto come diceva anche la professoressa Marcato a proposito del Boerio, il racconto dei nomi, dei luoghi, perché sia il Tassini che il Boerio sono sintesi di storie attraverso le parole, e questo è anche la ricchezza di questa città, unita alla responsabilità di mettere un punto fermo, perché come vi dicevo, poi magari entriamo nel merito con il gruppo del passato e del presente di Sioretti, però il problema è anche da qualche parte scrivere lo stato dell'arte, della situazione, per non perderla, perché a un certo punto bisogna mettere un punto fermo. Poi magari tra 20 anni, tra 100 anni, altri assessori alla toponomastica vedranno il da farsi. Se non saremmo diventati Disney, cosa per la quale stiamo lavorando contro naturalmente. Mi permetto di citare l'ultimo lavoro di Tiziano Scarpa, che si intitola Laguna l'invidiosa, per dire che la nostra città, come tutta la sua storia, come abbiamo visto, è un corpus articolato, e che il vero elemento di unicità di questo luogo è dato da un rapporto particolare con l'acqua e da una complessità di cui la laguna è ottima metafora. Quindi, dopo aver sentito anche la complessità dei problemi relativi all'onomastica, alla grafia e alla lingua veneziana, che noi consideriamo lingua, secondo la definizione della professoressa Marcato, ma anche sulla base di una letteratura che il veneziano porta con sé, non vorremmo costringere Tiziano Scarpa a declinare, più che questo titolo Onomastica, grafia e lingua veneziana, un proprio titolo Kamikaze d'Occidente, perché lo abbiamo invitato a dire che cosa significa in qualche maniera confrontarsi con un corpo vivo. Magari usiamo l'italiano come metafora senza entrare nel veneziano, insomma lo affidiamo alla sua riflessione, l'approfondire l'idea di costruire con la lingua le cose, le storie, e quindi insomma di tutto questo anche riflessione, di questo dibattito. E di Venezia, che cosa ci vuol dire a proposito della lingua? Tutto quello che ci dirà sarà naturalmente importante e sarà un motivo anche di piacere per tutti noi che lo ascolteremo. Grazie all'assessora Tiziana Agostini. Sapete, questi giorni di fervore e di profondo attaccamento molto bello dei veneziani alle loro parole, alle nostre parole, mi hanno dato anche dei momenti di grande, come posso dire, divertimento e a mia volta di grande accaloramento. Una tra le perle che spiccano secondo me in queste settimane
è un titolo, non importa di quale testata perché non ha importanza, un titolo di un articolo che diceva così: Nissioretti, le opinioni dei lettori, due punti, aperte virgolette, iga da stare come che ise sempre sta. Evidentemente, non so, il lettore era di un salvesso d'artico, oppure il giornalista che l'ha trascritto era di Ligonza, non lo so, ecco. Quindi non iga da star come che ise sempre stai, ma iga da stare come che ise sempre sta. Goldoni nelle memorie, nella versione italiana, racconta una cosa, dice, quando racconta molte cose di psicologia interessantissime, Goldoni, e penso che io forse stasera, più che dei linguisti o dialettologi, storici della lingua, filologi peraltro, o autori di libri, insomma, ci sarebbero voluti probabilmente degli psicologi, ma non lo dico in senso clinico, non perché siamo diventati tutti un po' pazzi, ma per altre ragioni che dopo magari cerco di rendere più chiare. Goldoni racconta che quando non riusciva a prendere sonno faceva così, aveva un metodo, diceva: io penso mi ero dato questo dissennato compito nella vita, quello di scrivere un dizionario, cosa che non ho mai fatto, non c'è nulla di più, diceva, improbo e anche noioso, e la notte, quando non riesco a prendere sonno, penso a una parola, penso al suo corrispettivo, sinonimi, a come si dice nelle altre lingue, in francese, e dopo poco prendo sonno. Ora, è interessantissimo, è bellissimo come invece questo discorso di parole, tra l'altro parole su parole, che si è sviluppato in maniera molto fervida in queste settimane, ci abbia tenuto sveglissimi, giorno e notte, anche a imbattere in rete l'uno contro l'altro, no? Goldoni, tra l'altro, voi sapete, trascriveva, faceva parlare Arlecchino e i veneziani con una lingua che io ritengo molto elegante, con una grafia piena di doppie. Io personalmente, quando vedo i forestieri o foresti che si vogliono leggere i Nissioretti scritti senza doppie, provo un senso di disagio, perché mi rendono un dialetto smidollato, senza nervo, perché non dicono, appunto, il famoso, ormai no, non le pronunciano come le pronunciamo noi, ma li pronunciano in una maniera moscia. C'è un retroeffetto della grafia parlata e letta che, se mai ce ne fosse stato bisogno, conferma quello che hanno detto anche qui i nostri esperti. Goldoni aveva scelto una lingua elastica, plastica, anche con il suo nervo, la sua forza, che non necessariamente trascriveva la fonetica, ma un'energia della lingua. E poi mi viene da pensare che il dialetto è anche, se vogliamo continuare a chiamarlo dialetto, ha questa, in Italia, proprio per la sua forte oppositività e contrastività con la lingua ufficiale, è spesso la lingua della verità, della sincerità, dell'onestà, della mancata truffa, del non imbroglio, ma non solo in veneziano, non solo nelle lingue venete. Pensate quando Alberto Sordi si lascia sfuggire dei rigurgiti in romanesco, e quando sta dicendo la verità, mentre quando parla in italiano è ipocrita. Ora, non so, è strana questo, è interessante, non è strana, è interessante questo rapporto tra aspirazione alla scrittura che ha il dialetto a volte. Cioè, il dialetto è l'incatturabile, è il non governabile, è l'ingovernabile, è l'imprendibile. Persino quando viene scritto, non è mai scritto giusto, mai.
perché non è mai scritto giusto, perché anche con una C detto vecchio è sbagliato, perché se detto vecchio, no? E allora non ci vorrebbe l'H, e allora non basta mettere una C sola, anche Riva dei Schiavoni, come scriviamo? Non è mai soddisfacente la scrittura, no? Per esempio Riva dei Schiavoni, perché c'è l'H? Ma anche se senza la H sarebbe Schiavoni, cioè non è mai soddisfacente, è sempre un passo a lato, sempre più in là, no? Un po' più in là, da lato, direbbe Zanzotto. È sempre oltre, altrove, rispetto all'ufficializzazione, all'istituzionalizzazione. Ecco, quindi questo è un dato, secondo me, di cui tener conto. Non saremo mai soddisfatti, e c'è anche una specie di risata sardonica, secondo me, della forza eruttiva, vulcanica, labica, viva del dialetto, che non si lascia mai fissare. E secondo me è bello, è giusto che non si lasci mai soddisfacentemente fissare. Perché quindi è l'antilegge, è il trasgressivo, è l'irridente, è l'irrisione, è l'irriverente. Toponimi, è stato parlato in maniera molto bella e giusta dei toponimi. E infatti cosa sono i luoghi? I luoghi sono l'eco delle parole, sono proprio l'eco delle parole, e i nomi delle strade sono l'eco delle nostre parole, o noi siamo una nota a piedi pagina di un testo storico? Questo secondo me dovremmo anche chiedercelo, perché come ci ha insegnato un grande Rimos, secondo me stranamente, un autore che si legge poco nonostante dovrebbe essere l'autore, che è Marshall McLuhan, noi spesso cerchiamo di far fare alle cose nuove, ai nuovi media, compiti vecchi. Cioè pretendiamo, no, come abbiamo preteso dai nuovi media tecnologici, di fare delle cose, abbiamo chiesto alla TV di far fare cose che facevano i libri, eccetera, eccetera. Oppure abbiamo chiesto ai libri, quando è stata inventata la scrittura, ancora prima, no, di far fare cose che faceva la voce. Ecco, pensate a Platone. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che facciamo adesso, no? Siamo una specie di riverbero del passato, o possiamo anche noi fare la storia? È molto bello quello che è stato detto, perché se notate, per quello dicevo che qui ci vorrebbe uno psicoanalista, non so se lacaniano o... perché ci vorrebbe qualcuno. Di cosa si è parlato oggi qui? Di legge. Ancora una volta, caratteristica di questi anni, abbiamo assistito alla caduta, erosione, fluidificazione, scioglimento della legge. Non c'è nessuno che si assuma la responsabilità di una legge, e quando c'è qualcuno che lo fa, ma dopo questo è un corollario che farò. Comunque, il linguista cosa dice? È stato molto bello, no? Quello che hanno detto un po' tutti, insomma, no? Filologo, linguista, dialettologo, ecco, sia Lorenzo Tomasini che Gianna Marcato che Elena Trentafillis hanno detto più o meno, no? Appunto, il linguista come interprete e non come giudice, no? Non c'è la norma, ma c'è il parlante che decide, ci sono comprese sincronicamente vari tipi di modi di dire, no? Ecco. Anche Lorenzo Tomasini ce l'ha detto in maniera molto anche, no, con la totale dichiarazione in mancanza di arroganza, no? Non venite a chiedere a noi, no, di stabilire la legge, perché con grande modestia, pur sapendo ed essendo espertissimi, no, e potendoci insegnare perfettamente, ecco, no? Allora, come al solito in questi anni vorremmo che ci fosse la legge che per contrasto ci definisce, perché noi siamo contro la legge, noi siamo il dialetto, no? E quando finalmente c'è un assessore che dice va bene, in maniera modesta, pudica, ma fondata, propongo, non dico una legge, ma comunque una forma, no? Allora, bellissimo, perché così abbiamo il vecchio schema antagonista, abbiamo la legge e noi che siamo, no, i veri, i sinceri, i dialettali, gli onesti, abbiamo la vecchia istituzione contro la quale scagliarsi e che ci dà forma per contrasto.
ci riverbera, per così dire, una controforma. È quello che forse, no, senza pretendere di fare cose che non pertengono al mio mestiere, è il mestiere del grande altro, lo chiama qualcuno, no? Chi incarna l'istituzione, per cui il giudice non è solo un vecchietto con la toga, ma incarna la legge, no? C'è un grande altro dietro di lui, no? E allora, questa cosa qui è una cosa. Quindi, che cosa vogliamo? Vogliamo essere legislatori anche noi, storicamente? Se lo facciamo, prendiamocene la responsabilità, è bello, perché no? No? Perché cosa abbiamo scoperto, se mai ce ne fosse stato bisogno in queste belle settimane di dialogo, che bisogna capire a che punto della storia collocarsi. Una cosa se prendi il catastico del 1786, una cosa se prendi quello che è stato scritto dopo, una cosa... Io non lo sapevo, è stato Giovanni Minelli, un avvocato studioso, che mi ha mandato una volta una lettera, è stata l'unica... Diciamo, lo posso dire, ci sono tanti errori, stupidate in quel libro librino che ho scritto, che è Venezia un pesce, ma una volta un Giovanni Minelli che non conoscevo mi ha mandato una lettera e ha detto: guardi che lei ha detto una cosa un po' così, non mi ha detto stolta, è stato molto più dolce, però non è preciso quello che dice su Venezia un pesce, perché se è scritto così perché ci sono state delle commissioni, perché prima non era così, prima ancora era scritto diversamente, ecco, no? E mi ha mostrato quella che è la solita, come posso dire, disincanto e stupore che si ha quando si scopre che una cosa che credevamo tradizionale ha avuto le sue fasi storiche, tutto è storia, no? E quindi, siccome siamo anche noi storia, dobbiamo decidere se essere appunto una nota a piedi pagina di un testo storico, che va anche bene, oppure vogliamo anche noi, come parlanti, detentori di un dialetto vivo, prenderci la responsabilità di essere un pezzettino della legge, facitori di storia anche noi, e non semplicemente replicatori di forme del passato. E questo lo dico, non è pro o contro, a me è piaciuto molto, sono grato tantissimo, mi sono schierato pubblicamente a favore dell'iniziativa bellissima dell'assessorato. Ecco, quindi sia chiaro. Ecco, una cosa vorrei, anch'io vado rapidamente alla conclusione, vi faccio notare una cosa. C'è stato il giustiziere dei Missioleti, no? Quello che è andato è stato chiamato così a uccidere le doppie, no? Lo zorro delle doppie, no? È arrivato e c'è veramente, come anche qui ci vorrebbe uno psicologo, l'inconscio è fuori, come direbbe Slavoj Žižek, no? L'inconscio non è nascosto, è fuori, la lettera rubata è sul tavolo. La cosa meravigliosa è stata che il giustiziere delle doppie ha corretto, per esempio, certo, no? Ponte del Palucheta, no? Che se io, come dicevo prima, arriva un foresto e dice Ponte del Palucheta, e tu dici no, non è proprio Palucheta, è qualcosa di più, no, ecco, vabbè, ma questo non è per ecco, no? Allora, Ponte del Parrucchetta ha tolto la R, ha tolto la T, cosa che invece magari in Goldoni trovate le R e le T. È curioso, no? Che c'è qualcuno che con lo stesso criterio dovrebbe dire Goldoni non è veneziano. È interessante, no? Perché retrospettivamente manca. Allora, torniamo a noi. Calle del Rabbià, meravigliosa cosa da incorniciare, perché è stata cancellata la doppia B dal giustiziere, no? Solo che c'è un piccolo particolare: Calle in tutti gli interventi del giustiziere è rimasto con la doppia L. Allora questo è molto molto indicativo, secondo me, non so, arrivo a dire un po' filosoficamente, perché cos'è? Che cos'è? Quello è un trattatello filosofico, perché cos'è Calle, Campiello? L'abbiamo sentito splendidamente dire sia da Lorenzo Tomasin che già marcato da tutti, anche da... Allora, quali sono? Sono dei nomi di genere, come dei nomi comuni di cose, che però a Venezia sono specifici. Quindi Calle è
sta per via, per strada, lo sappiamo benissimo, Campiello sta per Piazzetta, eccetera, eccetera. Ma cosa sono? Vi invito a riflettere su questo. Sono dei nomi di cose comuni, che sono però specifici solo qui. Allora, Venezia è riuscita a rendere universale qualcosa di specifico, è riuscito a rendere legge e ad accettare retrospettivamente che venga chiamato così, con il nome universalmente che gira nel mondo in italiano, Calle, Campiello, scritto con la M, che a rigore si potrebbe scrivere con la N come pronunciamo spontaneamente, no? da veneziani, ecco. Allora cosa vuol dire? Che quella specificità, quella peculiarità è diventata universalità. Allora a me sembra, e in quel Calle del Rabià si tiene in mente, si tiene insieme l'universale e il particolare, la legge e la trasgressione. Non è Venezia al suo massimo livello questo? Cioè contemporaneamente l'universalismo, il simbolo che è mondiale, che appartiene a tutti, al punto che quando arrivi qua non puoi dire strada, ma tutto il mondo dice Calle, Campiello, e allo stesso tempo la trasgressione, la peculiarità, però il resto lo chiamo come voglio io, lo trasgredisco, e quindi contemporaneamente nella stessa dicitura hai nessuno si è sognato, no? In queste settimane di fervore, di subordinazione, di vandalismo, nessuno si è sognato di mettere in discussione Calle e Campiello. Perché? Perché quelli sono diventati una sorta di affermazione, come hamburger, sono diventati una specie di vittoria universalistica della peculiarità, un idiotismo come posso dire, legale. No, nessuno ha detto, ma allora scriviamo CAE, scriviamo sì, certo, qualcuno l'ha proposto, però io penso che non ha incontrato molte, mi pare, no? Provocatoriamente. Ecco, molte. Allora, cosa ci insegna, secondo me? No, c'è questo fatto, perché questa è l'unica città che parla, dove i muri parlano. Nelle altre città non c'è questa prossimità, forse nei centri storici, ma questo, sapete, essendo un'isola di fatto, no? Ecco, non ha, voi andate in certi quartieri di Milano, sembra che sia passato, che ne so, in quartieri di Milano, dietro la stazione, qui là, sembra che sia passato un musicologo, per cui avete via Rossini, via Porpora, via quei quartieri tutti, no, dove gli urbanisti hanno, senza nessun tipo di tradizione, hanno messo a pioggia nomi più o meno di strade calati dall'alto che non hanno nessuna prossimità con la storia. E a Venezia i muri sono una sorta di i nomi delle calli, sono una sorta di essudato dei quartieri, una specie di esantema, di eczema storico, mentre non è così nelle altre città, e infatti a Venezia ci fa strano trovare via Garibaldi. In che senso? Cioè sembra veramente, no, io abito in campo Nazario Sauro, è un'eccezione, no, ecco, quindi questa cosa qui, ecco, per cui ecco, ho un po' abusato del tempo, sì, anch'io i miei 20 minuti li ho esauriti, per cui ecco, ritorno su questa cosa, sapete, forse possiamo chiedere se anche noi in questa lunga catena storica che abbiamo scoperto anche con un po' di disincanto, come dire, ma allora non era esattamente una tradizione fissa, c'è stata una commissione 50 anni fa, ma prima era diverso e prima ancora era diverso, allora dove ci collochiamo? Forse è il momento in cui anche noi ci prendiamo e ci assumiamo una responsabilità storica di farla anche noi la storia, non solo di riprodurla, perché quale storia riproduciamo? No? A che altezza storica ci ricollochiamo? Io naturalmente sono affezionatissimo
non voglio rinominare nulla, ecco, però in alcuni casi magari possiamo anche appunto prenderci la responsabilità, per esempio con grande apertura, di accettare anche l'anomia e la ricchezza delle varianti senza turbamento, insomma, no? Non è che deve essere tutto rigido o tutto uguale, eccetera, eccetera. L'ha detto bene Elena Triantafillis prima, no? Anche questa sincronicità delle varianti. E quando dice che i parlanti contribuiscono, forse anche noi dobbiamo avere un po', come dire, l'atteggiamento del dire, beh, mi prendo la responsabilità del parlante, non solo ascolto cosa dicono, no? I lettori, non ascolto solo il nostro caro amico di Fiesso d'Artico o di Pianiga intercettato dal giornalista, ma io, come dire, contribuisco sapendo che magari fra 50 anni, proprio perché la lingua è viva, è in un certo senso incatturabile, quindi con una sorta di ironia beffarda dell'orale verso lo scritto, che sarà comunque non catturabile, ingovernabile e grazie al cielo, insomma, vivo, possiamo forse prendere questo ad un'amministrazione che si chiamano ecografici, che hanno la responsabilità di tenere in ordine i nomi. E tutta questa discussione ricca che abbiamo sentito rispetto al veneziano e che abbiamo tenuto fuori poi dalle nostre pene ordinarie di amministrazione deriva dalla necessità comunque di avere degli elenchi ben ordinati che consentano all'imbianchino di turno di andare a scrivere quello che deve scrivere in un determinato posto. Perché al di là di tanta poesia, al di là di tante suggestioni, noi dobbiamo dare delle indicazioni, sapendo che proprio perché siamo venetofoni, molto spesso l'imbianchino, memore degli ammonimenti tremendi che io stessa ho ricevuto quando ero alla scuola elementare, tende all'italianizzazione delle cose che non vanno italianizzate, per cui molti errori che sono invalsi nei missioetti sono frutto di una correzione a cui dobbiamo porre rimedio. Io ho citato il famoso Anzolo, che era diventato Angelo, e tanti altri come degli schiavoni. E quindi riteniamo che comunque una lingua vada fissata, non una lingua, scusate, ma un banale elenco dentro ad un ufficio del comune, perché poi non ci si dimentichi di scrivere i missioetti, perché questo, noi siamo partiti da questo, dalla necessità di portare a termine un lavoro iniziato nel 2009 dalla precedente giunta guidata da Massimo Cacciari, perché non c'era un elenco degno di questo nome. Poi nei decenni precedenti, come ricordava anche Tiziano Scarpa, che ringraziamo sentitamente, c'erano state varie commissioni che non avevano portato ad alcun risultato certo. Come diceva il vecchio libretto rosso di Mao, se non vuoi fare una cosa, fai una commissione. Quindi abbiamo ritenuto da assessora di non fare commissioni, ma di cercare di dare dei criteri suffragati dai catastici di cui disponevamo, per arrivare ad un elenco finale, certo con delle scelte in partenza che sicuramente immaginiamo siano state apprezzate, per esempio quella di dare l'indicazione di dividere tutte le preposizioni articolate della, per esempio, delle, che sicuramente percepiamo come veneziane, perché ci sono delle cose che percepiamo come veneziane e ci sono delle cose che abbiamo ereditato come proprie di Venezia, su cui si è aperta una qualche riflessione che, al netto di tante discussioni, come hanno fatto opportunamente i nostri concittadini del passato, presenti e inseriti, si fermano a pochi nomi, Terrà, Salzada, Madonnetta, tanto per dire, o Parrocchetta, testé ricordato. Quindi noi crediamo che dopo tutto questo fervore siamo arrivati anche ad una consapevolezza della lingua, del sentire della lingua di oggi, e quindi forse riusciamo a fare
non dico una legge, ma semplicemente una delibera con cui raccogliamo, facciamo sintesi di un sentimento, che è quello dei nostri concittadini, e di una necessità ordinaria, che è quella di avere un elenco ordinato dentro ad un'amministrazione comunale, perché questo dobbiamo fare. E poi, appunto, aggiungo che nel caso di Pellestrina, su cui stiamo lavorando proprio in queste ore, si rende indispensabile, perché noi abbiamo delle zone di Pellestrina dove i nomi delle cali, come dicevo prima, li sanno solo i residenti, e sono non i cognomi dei residenti, ma i famosi detti dei residenti. E quindi una memoria vivente raccolta nelle enciclopedie dell'intelligenza delle persone, come accade in tutte le comunità locali abbastanza chiuse, e proprio perché chiuse, fortemente conservative, ma anche sopravviventi ad una civiltà che magari non c'è più, di cui rimane traccia solo nelle parole, come direbbe Luigi Meneghello. Ecco, quindi questa è la meraviglia, se vogliamo, poi anche di Venezia, la sua complessità, ma anche delle sue necessità, perché se non fissiamo delle cose da qualche parte, insisto sul tema delle regole, appunto, sulle codificazioni, sapendo che la codificazione è figlia del tempo, non è la tavola delle leggi di Mosè, ce ne guardiamo bene, però bisogna fissare da qualche parte, perché anche Goldoni, quando ha voluto pubblicare le sue commedie, ha dovuto darsi una regola, quindi tutti noi ci dobbiamo dare delle regole, e credo che una comunità ben ordinata debba avere delle regole e delle codifiche che non sono assolutizzanti, ma che sono un punto di partenza o un qualche punto di certezza. Ecco, questo è il senso. Poi, ecco, chiuso questa parte, ci pare interessante però che attorno al tema della cura urbana, della manutenzione, ci siano dei cittadini che la avvertono come necessità propria, si sono adoperati, hanno fotografato, hanno creato un sito, hanno creato una comunità non solo virtuale ma anche reale, per dire della vita di questa città e per dire anche cosa serve in questa città, soprattutto rispetto alla cura. Hanno anche organizzato la settimana scorsa, giusto mercoledì scorso, un convegno per chiarirci le idee, e noi confidiamo per arrivare a un punto fermo condiviso, che è in primo luogo il fatto che Venezia è una responsabilità dei veneziani, e questa responsabilità noi ce la dobbiamo assumere tutta. Ecco, quindi adesso pregherei Matteo Secchi, a nome del gruppo Il passato e il presente di Inicioetti, di raccontarci di questa storia bella e importante che abbiamo assunto come anche lavoro nella pratica amministrativa di partecipazione. Prego Matteo, poi naturalmente saluto gli altri componenti che Matteo, se riterrà, nominerà. Prego. Allora, ringrazio l'assessore Agostini per l'invito e anche i relatori, e questa sera ho imparato delle bellissime cose, grazie. Di solito non scrivo i discorsi e improvviso, ma questa sera parlo a nome di molte persone e quindi non sto esprimendo solo il mio pensiero. Al posto mio doveva esserci un signore di nome Alberto Alberti, che è lì, il fondatore del gruppo che rappresento, ma è troppo timido e quindi hanno mandato me, che non sono timido. Ora, innanzitutto è giusto sottolineare l'importanza che ha avuto questo gruppo di cittadini riunito in un social network dentro Facebook nel rilanciare dopo molti anni la discussione in merito ai Inizioleti, perché finché non è stato creato questo gruppo nella primavera del 2011, che si chiama Il passato e il presente degli Inizioleti, la tematica non era molto trattata negli ultimi anni. E a questo gruppo partecipano attivamente più o meno 1200 persone, poi alla fine ci sono un centinaio quelli che quotidianamente postano foto e materiale. E appunto queste 1200 persone postano foto di Inizioleti da restaurare, disquisiscono sui nomi e sul significato degli Inizioleti,
e mantengono vivo il dibattito, soprattutto ininterrottamente, che è una modalità tipica dei mezzi di comunicazione odierni, cioè chiunque può partecipare e a qualsiasi ora del giorno, senza bisogno di incontrarsi a una data ora, in un dato luogo, in un dato giorno. E ricordiamo i bellissimi eventi che abbiamo organizzato raccontando con Alberto Tosofei il significato e le storie degli inizioletti per le cali veneziane, coinvolgendo la popolazione, a dimostrazione che l'argomento è sentito in città. E noi questa sera vogliamo solo riassumere velocemente la nostra posizione in merito al lavoro svolto dall'assessora Agostini e dal suo staff, perché è già stato integralmente esposto nell'ultima conferenza stampa. Abbiamo fatto una sintesi. Siamo certi che il lavoro tecnico debba essere svolto dai tecnici, ma è anche vero che il punto di vista dei cittadini, rappresentati dal nostro gruppo e da altri, insomma, è importante in virtù dei principi di democrazia partecipata e piena collaborazione tra istituzioni e cittadino. E qui veniamo alla sintesi che abbiamo preparato. Allora, noi plaudiamo al lavoro di mappatura e georeferenziazione dei 4.000 toponimi cittadini. Riteniamo importante aver stabilito dove stavano e dove staranno gli inizioletti. Lo consideriamo un lavoro serio dal quale partire per fare alcune considerazioni. Al legittimo rigore etimologico e documentale espresso dall'assessorato non corrisponde però una mappatura certa e condivisa delle forme, per esempio l'uso delle doppie, ancora una volta. Questo a prescindere da alcuni errori evidenti che sono stati corretti o si stanno correggendo. In tal senso apprezziamo il ripristino di toponimi quali Angiolo o San Marcigliano delle forme de, la, staccati, dei, così come l'uniformità delle dizioni trio e sottoportolo. Però in assenza di un'effettiva consuetudine documentale, 1700, 1600, Napoleone, bla bla, riteniamo che non si possa fare la media ponderata delle diverse forme assunte dai toponimi sui libri per decidere oggi quale sia quella migliore, e che sia invece necessario e opportuno affidarsi alla consuetudine. Un esempio su tutti, il sottoportico dei Vedei dovrebbe diventare sottoportico Vitelli, poiché il nome deriverebbe, come è stato detto prima, dalla presenza di una famiglia con tale appellativo, un nominativo che si trova sui libri ma che non risulta essere mai stato steso con questa forma sui muri. E soprattutto non possiamo ignorare il volere e la sensibilità dei veneziani che in alcune forme proposte dall'assessorato non intendono riconoscersi. Siamo del parere che gli inizioletti, che derivano comunque da una traslitterazione della tradizione orale dal veneziano parlato, debbano seguire il linguaggio e l'attuale sensibilità di chi vive la città, ricercando un equilibrio tra le fonti storiche e il parlato. A suffragio delle nostre richieste e proposte abbiamo avviato un sondaggio all'interno del gruppo Facebook per verificare la tendenza espressa dalle persone appassionate e attente al tema. In particolare le forme terrà e salizzada risultano invise quasi all'unanimità e ne chiediamo la trasformazione uniformità nelle forme terrà e salizzada, senza dubbio. Anche i toponimi Parrucchetta e Birri e Callegheri risultano sgraditi e vi si preferirebbe Parrucchetta, Birri, Callegheri. E questo è il risultato del sondaggio che abbiamo fatto online. Che magari vediamo più avanti. Risulta strano perché anche a me risulta strano. Sì. A fronte di tutte queste considerazioni chiediamo all'assessorato di rinunciare alla modifica sostanziale degli inizioletti veneziani, limitandosi a quelle variazioni che riportino i inizioletti più vicini alla lingua parlata e o correggano errori di trascrizione, quindi moderazione Questo convegno comunque avrebbe dovuto avere luogo, a nostro modestissimo parere, prima di far approvare una delibera così importante e non dopo, andando eventualmente a correggere imperfezioni già fissate sulla pietra con il lavoro di ripristino in atto. Se fino ad oggi la lingua veneziana e veneta non è stata ancora chiaramente codificata nella grammatica e in forme scritte, condivise, e schiere di studiosi, almeno dalla fine dell'Ottocento ad oggi, non sono riusciti ad addivenire ad una forma comune,
non si capisce perché tali criteri devono essere stabiliti per delibera, essendo, va ribadito, l'attuale forma di inizio legge sullo stesso piano di quella proposta, che non è né migliore né peggiore, ma è una delle possibilità. Grazie.